Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Devo dire che con molto piacere porto il saluto a questo primo incontro di un corso di storia dell'arte che ormai è una tradizione del nostro Ateneo. Devo dire che è un corso molto amato e molto seguito. Ringrazio gli amici dei musei veneziani che con noi collaborano all'organizzazione di questo ciclo di incontri, in particolare ringrazio Michele Gottardi e ringrazio anche Camillo Tonini per il lavoro e per la fatica che fanno sempre per organizzarlo. Quello di quest'anno è una serie di incontri a tema. L'Ateneo ha voluto ricordare il bicentenario della morte di Canova, tra l'altro morto proprio qui vicino, con una serie di iniziative. Una si è già svolta, è stato un convegno di una giornata, Canova a Venezia, dove si è percorsa praticamente tutta la parte della vita di Canova che ha avuto a che fare con la nostra città. E seguirà un docufilm che si chiamerà Passeggiata Canoviana, in cui si ripercorreranno i posti dove Canova è stato, dove ha lavorato, i luoghi che conservano, e ce ne sono molti, opere dell'artista. Il tutto diventerà, dicevo, un docufilm che verrà fatto non solo in lingua italiana ma anche in altre due lingue, in modo da essere fruibile anche dai nostri connazionali che si trovano all'estero. E infatti è stato patrocinato, e di questo lo ringrazio, dalla Regione del Veneto. Il nostro corso di storia dell'arte quindi non poteva non occuparsi di Canova. Infatti queste lezioni, che poi verranno illustrate, parleranno proprio di questo grande artista. Io mi limito ai saluti e non vi faccio perdere ulteriore tempo e lascio la parola al Presidente del... Grazie Presidente Magaraggia. Io un piccolo saluto anch'io in apertura di questo corso che credo ormai abbia una collaborazione reciproca tra Ateneo e Amici dei Musei che arrivi alla trentina d'anni, occhio e croce. Quindi direi che dopo il corso di storia veneta, che fu inventato da Romanin poco dopo l'Unità d'Italia, di fatto questo si avvia a essere quello più longevo e soprattutto quello più consolidato. Detto questo, la collaborazione con l'Ateneo, Amici Musei Ateneo, in questi anni è stata molteplice, soprattutto durante il Covid. Ritornare già l'anno scorso, ma quest'anno ancora di più, con una sala più gremita, a farlo in presenza credo che abbia un senso particolare, e quindi io sono molto contento di avviare questo corso che in qualche modo, come dicevo, segna anche la continuità istituzionale, perché cambiano i presidenti e se le istituzioni restano, e restano anche le manifestazioni di queste istituzioni, come questo corso, significa che qualcosa negli anni è stato seminato. Ringrazio molto Camillo Tonini, che anche quest'anno l'ha portato a termine con la sua dedizione e precisione di cui siamo tutti consapevoli. Ringrazio anche, e ho piacere di presentare anche la relatrice di questa sera, Monica De Vincenti, che è anche docente all'UIA, Università Internazionale dell'Arte, e questo mi fa ancora più piacere. E vi ricordo che gli appuntamenti, ma di questo poi vi parlerà Camillo, si snoderanno per tutti i mercoledì fino al 7 dicembre e saranno, come dire, parleranno dei dintorni di Canova. Ecco, noi stessi come Amici dei Musei abbiamo fatto una giornata canoviana che ha portato i nostri soci da Bassano a Possagno, con quella mostra che vi consigliamo di Bassano, e poi
successivamente invece è più facile, la gipsoteca è più nota e più comune. Bene, grazie della partecipazione, grazie a chi ha collaborato e la parola al dottor Tonini. Bene, il quale prende la parola solo molto brevemente, perché le ragioni di aver scelto Canova come tema del corso di quest'anno, di questi incontri, sono già state ricordate. Sono 200 anni dalla morte di Antonio Canova, un artista che non ha sempre avuto nella sua carriera, nella sua carriera ha sempre avuto grandi lodi, ma non ha avuto sempre molta stima poi nei periodi successivi alla sua morte. C'è stato il periodo, per esempio, del romanticismo, dove tutto quello che era gusto neoclassico veniva assolutamente poco apprezzato. Questi anni meglio, perché le celebrazioni per Antonio Canova stanno durando ormai da 2 anni, c'è stato veramente un riconoscimento di questo straordinario artista, e non solo artista, ma anche ambasciatore della cultura italiana all'estero per molti motivi. E quindi abbiamo voluto, anche con il corso di storia veneta, storia dell'arte veneta, riuscire a fissare alcune tematiche relative proprio a Canova, con particolare attenzione all'arte veneziana e alla scultura. A me fa piacere ripresentare, ogni volta che presento qualche cosa che riguarda la scultura ho sempre molto piacere, perché la scultura per vari motivi è sommato meno considerata anche nelle grandi mostre di pittura. La scultura ha un pubblico comunque attento, ma che è più incline ai grandi capolavori di pittura, e le mostre di pittura costano di meno delle mostre di scultura. Questo è da dire come cosa, come dire, che è anche un po' la base. Ce n'è una a Venezia in questo momento, per esempio, bellissima, la Cadoro, che invito tutti quanti ad andare a vedere, questa di Donatello, che è veramente splendida. Qua siamo in un altro periodo, e proprio il fulcro della conversazione di oggi è la considerazione che Canova è un fenomeno che non nasce così all'improvviso, non è un artista geniale che viene fuori da un ambito dove non c'era già una ottima scuola di scultura. Venezia aveva degli artisti straordinari che sono stati maestri e sono stati anche concorrenti di Canova. Sono artisti meno noti, che hanno bisogno probabilmente ancora di una diffusione più della loro cultura maggiore, e sulla quale la nostra relatrice Monica De Vincenti ha lavorato da molto tempo. Monica De Vincenti è proprio una specialista, posso dirlo, nella scultura del 6 e 700, con particolare riferimento alla scultura veneta. Per questo ha organizzato alcune mostre importanti, ha al proprio attivo una serie di pubblicazioni molto valide, fatte prevalentemente in collaborazione con l'Istituto di Storia dell'Arte della Giorgio Cini, e ha in piedi adesso un lavoro, secondo me molto interessante, che consiste nel censimento di tutte quelle opere scultoree da giardino che ciascuno di noi ha incontrato quando va a vedere le ville venete, o anche dei palazzi importanti. Questi decori scultorei che si trovano nei parchi delle ville veneziane, nelle dimore nobiliari, e che dietro le quali c'è
e poi anche naturalmente di tanti monumenti funebri che hanno dietro una schiera di artisti veramente importanti, sui quali Monica De Vincenti ha lavorato da molti anni e sulla quale invito a parlare adesso. Grazie. Grazie. Grazie per la bella presentazione e grazie per l'invito a tenere questa lezione inaugurale. Spero possa interessarvi perché diciamo, è appunto un argomento che non tocca direttamente Canova, ma però ripercorrere l'evoluzione della scultura veneziana e proprio in particolare l'evoluzione della corrente classicista. Su quella ci concentreremo dagli inizi del Settecento sino al trasferimento di Canova a Roma, significa proprio immergersi nell'humus in cui germogliò l'incomparabile genio artistico del Possagnese. Stiamo osservando l'antiporta delle antiche statue greche e romane, una opera fondamentale dell'editoria non soltanto veneziana, dell'editoria del Settecento, che fu pubblicata in 2 volumi a Venezia, uno nel 1740 e uno nel 1743, ed è sono 2 volumi con veste lussuosissima in foglio, un lavoro importantissimo che durò quasi un ventennio, portato avanti dai 2 cugini omonimi, Anton Maria Zanetti il vecchio e Anton Maria Zanetti il giovane, e l'incisione che vediamo con, a dire la verità, ritratti nemmeno troppo discreti degli autori che spuntano dalle spalle di Venezia in trono, mostra Minerva che reca in dono l'opera che illustra soprattutto lo statuario pubblico che era frutto, orgoglio della Serenissima, poco conosciuto al di là dei curiosi, degli appassionati, e questo statuario pubblico diventa in qualche modo il motivo, il completamento in questa immagine e addirittura la mediazione dell'intera area marciana, complice la veduta del bacino di San Marco, che viene offerta da Giambattista Piazzetta e viene incisa dalla migliore allieva di Rosalba Carriera, ovvero Felicita Sartori. I 2 volumi nella storia che tracceremo rappresentano un discrimine tra un primo approccio all'antico, questa sarà la nostra lente, diciamo così, attraverso cui guarderemo questa storia, un primo approccio verso l'antico per superare le bizzarrie barocche e volgersi verso il buon gusto, e un primo approccio ambivalente e non programmatico, ed un secondo approccio invece più consapevole, programmatico, atto proprio a rispondere a quel buon gusto che l'epoca esigeva. Rispetto all'approccio verso per l'appunto l'antico, la statuaria antica, è possibile individuare, seguendo le linee tracciate dagli studi che sono fioriti negli ultimi tempi intorno alla scultura veneziana del Settecento ed alcuni dei suoi protagonisti, 3 fasi di sviluppo. La prima la potremmo definire l'età degli scultori riformati, che giunge al secondo decennio del Settecento, una seconda che è rappresentata dal nuovo corso impresso da Antonio Corradini, e un ultimo atto che si svolge tra bottega tradizionale e Accademia di Belle Arti, che a Venezia nasce, come sapete, tardi rispetto ad altre città come Bologna, come Roma. E questo percorso fatto da artisti che vedremo sempre accompagnati nella loro crescita
culturale e artistica da degli intellettuali e dilettanti di caratura europea. Fin dalla fine del Seicento la scultura veneziana respira diciamo così, una crescita internazionale, e questo lo sappiamo dalla testimonianza di Tommaso Temanza, che nel suo Zibaldone, scritto tra il 1738, in 40 anni a partire dal 1738, ci racconta che sul finire appunto del Seicento il re di Francia, Luigi XIV, ordina che fossero inviati a Venezia alcuni modelli di cera delle più insigni statue di Roma, affinché gli scultori veneziani potessero appunto scolpire delle copie, statue sui modelli spedite per portarle a Parigi. Le copie che vediamo in questa immagine dell'Antino del Belvedere, ne vediamo due, quella a sinistra realizzata da Francesco Cabianca, è rimasta qui a Venezia per un colpevole ritardo dello scultore nel consegnare il suo lavoro, e l'altra invece di Giovanni Bonazza, che è stata recapitata e si trova oggi collocata nel Parco di Versailles. Si ricollega con ogni probabilità a questa operazione, che viene attuata sulla scia di una vasta campagna che era stata avviata da Colbert e che era tesa a recuperare il maggior numero di originali e copie delle statue antiche più famose di Roma per adornare l'immenso parco di questa reggia. Dal 1716 al 1725 però gli scultori veneziani, gli stessi scultori veneziani che avevano esaudito questa commissione del Re Sole, hanno modo di cimentarsi in un'altra importante commissione. In qualche modo le sculture che vengono realizzate si ispirano all'antico, alle statue che erano state copiate, ma con la possibilità di creare delle varianti personali, sia riguardanti i soggetti, sia riguardante anche lo stile. La gente che vediamo nella caricatura fornita da Anton Maria Zanetti dello zar Pietro il Grande, che appunto commissiona questo esercito di statue. In Russia noi troviamo in realtà rappresentati artisti che qui a Venezia sono poco noti o addirittura non hanno delle opere a cui possiamo agganciare il nome. Si chiama Sava Lukic Vladislavich, detto Ragusinski, il Raguseo. Rimane a Venezia per parecchio tempo, si sposa anche con una veneziana, è l'agente dello zar che commissiona, come ho detto, un esercito di statue per conto dello zar, per il giardino d'estate e per altre residenze. Alle commissioni dello zar poi si aggiungeranno quelli della corte russa, e come vedete l'impressione nel giardino d'estate è quello di giungere proprio in una galleria della scultura veneziana, molto precisa perché appunto illustra le personalità attive tra il 1716 e il 1725. Entro questi termini cronologici, quindi abbiamo detto tra la fine del Seicento e il 25, si collocano, diciamo così, agiscono gli scultori che vengono detti riformatori,
che sono stati detti dalla critica i primi riformatori, i riformatori del buon gusto, che aderiscono alle istanze del rinnovamento, all'avanguardia, che venivano propugnate qui in Veneto da intellettuali come Apostolo Zeno, con la sua Accademia degli Animosi aperta nel 1691, che poi diventa Colonia Arcadica nel 1698, o Bernardo Trevisan, che dal 1703 è effettivamente impegnato nel progetto della Repubblica Letteraria d'Italia di Ludovico Antonio Muratori. Queste idee erano in linea con la ricerca di un ritorno ai modelli del passato, poiché le bizzarrie, per combattere le bizzarrie dell'età barocca, si era individuata la ragione di queste bizzarrie, diciamo così, nell'abbandono appunto dei modelli, dei grandi maestri del passato. Un ritorno al passato che a Venezia acquisisce anche una sfumatura particolare, è un ritorno soprattutto alle glorie del Rinascimento, del Cinquecento in particolare, tant'è che giustamente Wittkower in un suo testo fondamentale di parecchio tempo fa individuava una specifica connotazione nella scultura veneziana che definisce neocinquecentismo. Queste idee trovano questo ritorno, diciamo, al passato, trova l'adesione di architetti come Andrea Musalo, come il suo allievo Andrea Tirali, e vengono soprattutto colte dai committenti più illuminati, più aggiornati. E in quest'epoca la pratica scultorea, che è ancora legata alla bottega, tradizionalmente alla bottega, trova proprio in questo ambiente, in questo contorno, diciamo così, lo stimolo per cambiare radicalmente. Si volgono quindi gli artisti al Cinquecento e all'Antico, stimolati da specifiche richieste dei committenti, da specifiche esigenze concordate anche con gli architetti, ma anche da occasioni particolari, come per esempio il restauro. Alcuni di questi scultori venivano chiamati a restaurare delle statue antiche, ed è il caso di alcuni degli scultori che illustreranno, che diciamo saranno chiamati a completare con le loro opere il monumento Vallière. Il monumento Vallière è stato indicato dalla critica come appunto uno dei momenti di svolta, di cambiamento radicale tra la maniloquenza barocca e questa nuova dimensione più austera, ed è effettivamente, anche lui ha una storia, diciamo così, che si svolge tra la fine del 600, gli anni 90, e l'inizio del 700. Noi qui vediamo alla sinistra l'aspetto finale del monumento, che è stato progettato da Andrea Tirali e portato a termine con grande caparbietà, soprattutto dalla moglie di Silvestro Vallière, Elisabetta Querini, e dall'altra parte uno dei primi progetti che Silvestro Vallière aveva raccolto, opera del Gaspari, e questi mostrano effettivamente questa grande differenza tra il passaggio tra una concitazione che è tipicamente barocca, una teatralità, una drammaticità che è tipicamente barocca, a una dimensione teatrale, oratoria, più limpida ed austera. Tra gli artisti che operano in questo monumento troviamo immediatamente due esponenti della nuova corrente classicista. L'uno Antonio Tarsia, lo vediamo con la statua della liberalità a sinistra, l'altro Pietro Baratta. Sono due allegorie, la prima la liberalità e l'altra l'eloquenza o la felicità pubblica, che mostrano anche nel soggetto un cambiamento radicale rispetto alle virtù che normalmente trovavamo nel barocco.
nei monumenti dogali, per esempio come il monumento Pesaro del 600. Pietro Baratta è un autore che giunge, carrarese, della famiglia dei Baratta, di Andrea Giovanni Baratta è sicuramente il fratello, il più famoso. Giunge in Laguna già avanzato nell'arte, ha una preparazione però legata ugualmente soprattutto alla bottega tradizionale, e importa un linguaggio basato in Laguna soprattutto su modelli berniniani ma algardiani in particolar modo. Viene apprezzato e partecipa alle più importanti commissioni fino agli anni *20, però non incide in modo sostanziale in quella che sarà poi il divenire della corrente classicista. Questo perché è proprio il tipo di stile, diciamo così, di cui Baratta si fa interprete, disegnativo, lineare, che in qualche modo non trova quella che sono le corde della scultura veneziana, che è sempre volto molto di più al pittoricismo. È una scultura che cura la superficie, anche con diverse tecniche di lavorazione del marmo, e qui lo vediamo molto bene se concentriamo la nostra attenzione su quella che è la consistenza dei panneggi, così sottili, leggeri nella figura della liberalità a sinistra del Tarsia, così corposi e solenni nella figura invece della felicità pubblica o dell'eloquenza. La lezione di Baratta rimane anche priva di eredi, perché il suo allievo veneziano, che è Francesco Robba, si stabilisce già nel 1720 in Carniola, e questo ce la dice lunga rispetto a quello che era il successo riscontrato. E piuttosto potremmo dire che la presenza di Baratta è importante a Venezia, soprattutto perché fa parte di una strategia che è intrapresa dal fratello più dotato, cioè Giovanni, che trasforma la bottega familiare in una vera e propria impresa moderna, capace di attrarre commissioni da ogni dove in vari centri italiani, con una sorta, diciamo così, di succursali in vari centri italiani. Teniamo conto del fatto che Venezia era un importantissimo mercato del marmo, quindi attraeva anche artisti. Anche qui la dimensione, diciamo così, europea è data anche da questa diciamo così, dimensione mercantile di centro di smistamento di marmi anche preziosi, e appunto rimane soprattutto la figura di Tarsia come promettente per il futuro. Antonio Tarsia è un veneziano. Inizia come intagliatore in legno. Questo è un tratto curioso. Quasi tutti gli scultori di cui stiamo parlando, prima di scolpire il marmo, sono stati intagliatori. E questo è una cosa caratteristica proprio di questo momento e della scultura veneziana. Questo comporta delle differenze da non sottovalutare per quanto riguarda poi la forma, anche l'atto creativo, ma anche quello, diciamo, stilistico, formale. Dal punto di vista creativo ci rendiamo conto con questa immagine, cerco di farvi comprendere quello che stavamo dicendo prima, ovvero come questi scultori riformatori, con la spinta che abbiamo detto venire dall'esterno, si volgono a selezionare dei modelli del passato. E qui vediamo un bassorilievo che si trova sul basamento del monumento con la raffigurazione della Pace di Antonio Tarsia. Il monumento, le sculture vengono realizzate fondamentalmente tra il 1702 e il 1708. La Pace di Antonio Tarsia, l'allegoria della pace, così come il monumento, si ispira al Cinquecento veneziano.
e da una parte richiama i modelli illustri, la Pace di Danese Cattaneo del monumento vicino, nella stessa chiesa e vicino al Valier, il monumento Loredan, e dall'altra parte Jacopo Sonsovino, la Pace della loggetta del campanile di San Marco. Ma come vedete l'accento è posto sulla grazia. La grazia, la naturalezza, la dolcezza e la pittoricità è una qualità che veniva particolarmente apprezzata in questo autore. È il maestro, tra l'altro, questo autore, di Antonio Corradini, che sarà, come abbiamo detto, proprio incarna un'altra fase del progresso e dello sviluppo della scultura classicista. Nel momento in cui si operava al monumento Valier veniva inaugurato il rilievo che vediamo. Era un importantissimo rilievo realizzato da uno scultore bolognese, Giuseppe Maria Mazza, che le fonti definiscono moderno Algardi e il Fidia di Bologna. Siamo nel 1705, quest'opera viene probabilmente commissionata a Mazza grazie al rapporto che questi aveva in particolare con Orazio Correggio, che era connesso con la chiesa di San Clemente in Isola, e si tratta di un'opera, un'adorazione dei magi in bronzo di dimensioni notevoli, che verrà celebrata con componimenti poetici e diventerà immediatamente un'opera importantissima, fondamentale, piacerà moltissimo, e Mazza diventerà uno scultore di riferimento per la comittanza veneziana. Mazza è sicuramente più importante di Baratta, perché la sua opera e anche il suo essere scultore si differenzia completamente da quella che era il portato, diciamo così, di Baratta. Mazza ha una formazione diversa rispetto sia a Baratta che agli scultori veneziani e sviluppata non soltanto nella bottega paterna. Il padre Camillo era scultore e opera a Venezia e a Padova, il fratello Giambattista risiede stabilmente qui a Venezia, Mazza a confidenza ama Venezia, viaggia e viene spesso a studiare, a vedere le opere qui a Venezia, però si forma in contatto con i pittori. Frequenta l'Accademia di Nudo di Carlo Cignani, segue gli insegnamenti di Lorenzo Pasinelli e non trascura nemmeno l'aspetto della cultura propria, tanto che partecipa all'Accademia Letteraria Bolognese degli Accesi a partire dal 1688. I legami di Mazza con l'ambiente artistico e culturale della città sono quindi fin dalla formazione, e ha come amici anche dei pittori che saranno attivi a Venezia e saranno personaggi importanti sia nelle figure anche di intermediazione tra l'ambiente bolognese, artistico bolognese e quello veneziano, come Marchesini, Pellegrini e soprattutto Balestra, amici diciamo fraterni di Mazza. Tra i committenti di Mazza invece abbiamo nobili come i Widman, come Correggio appunto, come Stefano Conti, come i Manin e il procuratore Foscarini. L'esposizione di questo rilievo impressiona sicuramente gli artisti veneziani, che ritrovano quella loro, diciamo, naturale propensione per la pittoricità, per questa dolcezza, la simmetria, l'ordine, l'armonia che questo rilievo emanava, attraeva e attrae molti artisti, tra cui appunto in particolar modo Antonio Tarsia, Giuseppe Torretti e
influenza anche il baratta. Questo lo vediamo in un contesto, sempre del primo Settecento, che riguarda la piccola scultura. A Venezia, fin dal Seicento, ha una produzione di piccola scultura da collezione di marmo che non riscontriamo in nessun altro luogo. Quella che vediamo è la Venere con Cupido che Mazza fornisce probabilmente a Orazio Correggio in un primo momento, ma poi nel 1705 Correggio muore e l'opera viene acquisita da Ludovico Manin, che crea una vera e propria galleria di sculture moderne distese. Il destino di questa scultura ci è ignota, ci rimane solamente questa incisione che appare nella rivista, perché appunto nella gazzetta in cui viene pubblicata, e abbiamo invece, sono aggiunte altre sculture che facevano parte di questo gruppo, tra cui il Bacco e Satirello di Antonio Tarsia. Il Bacco di Tarsia è da un punto di vista economico, è la seconda scultura più costosa dell'insieme della collezione Manin. È invece uno dei vertici della produzione del Tarsia, ha una qualità straordinaria, sia per quanto riguarda l'idioma classicista, questo richiamo all'antico che però acquisisce delle sfumature nuove e si vivifica attraverso questa grazia che è una connotazione veramente naturale per questo scultore. E che si stempera poi nell'introduzione languida, in questi effetti chiaroscurali, pittorici, soffusi, di morbidi passaggi, e è una scultura che rimarrà nella mente dell'allievo Antonio Corradini. Rivedremo una sorta di rielaborazione su questo tema. Vedete come le sculture, che sono di piccole dimensioni, non superano il metro, sono estremamente rifinite in ogni particolare, e proprio questa predilezione di Antonio Tarsia per i particolari viene apprezzata dal collezionista russo e dallo zar in particolare Pietro e dalla moglie, che ordinano a Tarsia, commissionano a Tarsia tutta una serie di piccole sculture sull'antico a soggetto mitologico. Anche questo è interessante, perché poi questa produzione, questo genere che nasce ora, avrà un sviluppo notevole con un altro scultore che sarà Antonio Gai, e i clienti saranno questa volta inglesi. Questa sequenza di immagini ci fa vedere come Tarsia, oltre a rifarsi, come abbiamo visto, ai grandi del Cinquecento, si ispira anche all'antico, e già cominciamo a vedere il riferimento a opere che stanno nello statuario pubblico, perché nello statuario pubblico gli artisti andavano, non solo i pittori del Cinquecento, non solo i pittori contemporanei, ma anche gli scultori. E questo richiamo lo vediamo soprattutto nella Venere, nella Giunone, è chiaro, ma sempre volto verso una ricerca di grazia che è la marca di questo momento. Legato a Tarsia c'è Giuseppe Torretti, altro protagonista di questo momento, con caratteristiche stilistiche diverse. Il suo classicismo è più solenne, in qualche modo più evocativo, di una dimensione oratoria, meno dolce, meno aggraziato, forse per certi versi più colto, e qui lo vediamo in un'opera che è la Diana, fornita sempre per Pietro il Grande, che si trova all'Ermitage, in cui Camillo Semenzato, ancora negli anni 60 del Novecento, aveva individuato un possibile precedente per Canova, per la Paolina borghese di Canova. Torretti
non lavora al monumento Manin, ma è impegnato con il monumento Vallière, ma è impegnato moltissimo con la committenza Manin. Diventa anzi lo scultore di riferimento della famiglia, più impegnata nelle imprese artistiche di questo inizio del Settecento. I Manin ristrutturano varie chiese, edificano i gesuiti, finanziano i lavori agli scalzi, sono presenti anche nella loro patria del Friuli con imprese importanti, creano una sorta di equipe, e in questa equipe c'è sempre Torretti. Torretti e Tarsia, a dir la verità. Tarsia con un ruolo, diciamo, più defilato. Qui li vediamo confrontarsi con dei soggetti sempre sull'antico, e vediamo le sfumature che connotano i loro stili. Da una parte abbiamo l'Adone di Giuseppe Torretti, ora al Museo dell'Ermitage, e dall'altra parte l'Ercole, che ha cambiato destinazione, ora si trova appunto a Pushkin, mi pare, e che porta uno stesso modello ad avere della statua appunto antica, delle declinazioni diverse. Torretti è legato anche a Corradini, è un artista che si lega a Corradini. Torretti poi è lo zio del Bernardi, il primo maestro del Canova, che qui non vedremo, perché lo sviluppo della scultura classicista più stimolante, secondo me, riguarda delle personalità appunto meno frequentate. Torretti realizza insieme a Corradini una figura, Corradini ai Carmini, una figura che rappresenta l'umiltà, mentre Corradini raffigura invece la verginità, e c'è una sorta, diciamo così, di accordo di gara tra i due, mentre il Corradini crea un'immagine che procede dal maestro appunto all'allievo con una grazia che appunto è raffinatissima ma arcadica. Qui abbiamo quasi un accenno di una scultura quasi borghese. Questa figura, questa virtù, come ha detto Nava Cellini, sembra quasi già presagire la scultura, la pittura di genere. Il modello però è chiaramente riscontrabile in una opera importante per Venezia, di un autore importante per Venezia, che è Tiziano Aspetti, era il restauratore della collezione Grimani, ed è appunto nella Cappella Grimani che si colloca questa Pace, sulla quale il Torretti modella la propria figura. L'aspetto però, diciamo, più grandioso per quanto riguarda la capacità di volgere al classico di Giuseppe Torretti è quella appunto che si constata sui rilievi, e questi sono i rilievi della Cappella Manin di Udine, dove abbiamo uno sfondo straordinariamente profondo con dei rilievi minutissimi, uno schiacciato che dà un senso di profondità straordinario, e con queste figure che si pongono in una narrazione nella parte bassa dei rilievi che non hanno riscontro in realtà nel periodo. Questi rilievi si collocano negli anni 20 del Settecento. E passiamo ad Antonio Corradini, a quella che è la seconda fase. Da poco, diciamo, è proprio una conquista recente per quanto riguarda la critica. Si è individuato tra i giovani artisti che sono presenti in questa scuola del nudo realizzata da Tiepolo tra il 1716 e il 1718, si è individuato uno scultore. E in questo scultore si è voluto riconoscere Antonio Corradini. Vi sono molti motivi per avvalorare questa ipotesi. Il primo è che
sicuramente la figura che abbiamo visto del giovane corpulento, con questa parrucca, con la fronte molto alta, il naso piuttosto insomma, grosso, si ritrova nella caricatura che viene fornita da Anton Maria Zanetti del Corradini, per l'appunto, nell'album Custodito alla Scini. Dall'altra noi abbiamo tutta una serie di indizi che sono stati rilevati estremamente stimolanti di un rapporto con lo Zanetti che rimane però, come un po' tutte le cose che riguardano Zanetti, nell'aria così poco definito. È un uomo, come è stato definito appunto nella bellissima mostra che è stata dedicata proprio dai musei civici veneziani, l'uomo nell'ombra. Zanetti frequentava il clan Zanetti nella sua formazione insieme con Rosalba e il Balestra nel disegno, in questa passione che lo coinvolse fin da giovanissimo, che era la sua vocazione, insomma. Nelle teste, nelle 12 teste e figure disegnate che vengono pubblicate, che vengono dedicate a Med, che è appunto amico di Zanetti, in una data imprecisata, si trova una figura un profilo di giovane donna che la critica non è riuscita a inserire, diciamo così, tra i richiami che ci sono invece nelle altre incisioni che riguardano il Balestra. Questa immagine però trova straordinariamente un collegamento con le figure femminili che Corradini fa tra il 16 e i primi anni 20. Questa che vediamo è una graziosissima allegoria della ricchezza che si trova nel Bode-Museum di Berlino, una piccola scultura anche questa. Altri riferimenti che riguardano la pittura, cioè la diversa insomma, fonte di ispirazione di Corradini, riguardano anche proprio quella che è la sua figura, che marca, diciamo, proprio la fama di questo scultore particolare, che è la figura velata. La figura velata è la prima, noi stiamo vedendo la prima che viene realizzata e che viene esposta in piazza San Marco nel 1717 ed è oggetto di una lettera di appunto Balestra che la indica come cosa mai vista al Gaburri, parlando di questo scultore quando l'amico gli aveva appena parlato del suo protetto, lo scultore Agostino Cornacchini, che si era formato appunto nell'accademia con lo studio del disegno, del nudo, eccetera. La figura, diciamo, di Corradini quindi assume in qualche modo la connotazione, vuole, diciamo così, assumere una connotazione diversa e emanciparsi rispetto alla preparazione degli altri scultori, e lo fa in un momento in cui è presente di nuovo Mazza. Nel 1716 fino al 1717 Mazza sarà presente, il figlio di Bologna, sarà presente a Venezia e sarà anche nella commissione per il monumento Schulenburg un competitore di Corradini. Corradini riesce però a sbaragliare con un soggetto questo straordinario, e la cosa è interessante perché da questo soggetto deriva non soltanto la fama dello scultore, ma anche in qualche modo quello che è il suo manifesto, la sua idea di scultura, che è quella appunto di superare la scultura greca e romana. Qualcosa che non avevano fatto nemmeno gli scultori greci romani, un velo che ricopre il volto, ma che è trasparente. E questo viene riconosciuto dai contemporanei, tant'è che appunto nel magazzino italiano di Istruzione e Piacere, 1752, anno della morte del Corradini, leggiamo proprio
L'artista è il primo che abbia avuto l'invidiabile piacere di aver superato gli antichi celebri e scultori greci e romani. L'essere il primo poi è sottolineato dal nome che viene scelto nel momento in cui, negli anni 40, trasferitosi a Roma, Corradini entra nell'Arcadia. E il nome come pastore sarà Prometeo Tritoniano. Prometeo è il primo scultore, colui che per primo ha modellato, e quindi l'ambizione di questo scultore giovane e intraprendente matura fin da subito ed è accompagnato infatti da una sorta di battage, di strategia. Ogni sua opera, abbiamo parlato dell'esposizione della religione cristiana, la prima figura velata che viene presentata dei Manin in piazza San Marco, ma ve ne sono altre che accompagnano tutte le opere che vengono realizzate da Corradini che hanno una destinazione all'estero, committenze internazionali, quelle realizzate per lo zar, quelle realizzate per Augusto il secondo e così via, vengono accompagnate da degli articoli che compaiono nelle gazzette, non soltanto quelle italiane, ma addirittura nella Gazzetta di Lisboa. Quindi una sorta di strategia che riguarda un artista che evidentemente aveva trovato anche un assetto, cioè un sostegno da parte non soltanto dei pittori, ma anche di intellettuali e mediatori, come era appunto Anton Maria Zanetti. Ma anche i collezionisti. Uno dei suoi collezionisti era anche il finanziatore del progetto a cui Corradini tiene di più, cioè quello di aprire il collegio degli scultori. Siamo negli anni 1723-24. Si decide che gli scultori, anzi gli statuari, debbano slegarsi dai Tagliapietra e aprire un collegio, un primo passo per dare maggiore dignità alla professione. Ma vi è anche il progetto di aprire già un'accademia di belle arti. I documenti che sono stati analizzati dagli storici di valore come Piero Del Negro hanno determinato la presenza di un insieme di persone che agiscono dietro gli artisti che avanzano la proposta sulla base del testo estremamente complesso e anche della capacità di individuare, della visione, diciamo così, politica che sta dietro all'individuazione dell'Accademia come possibilità per Venezia di rilanciare la sua immagine ma anche la sua economia. Ed è estremamente interessante vedere come dietro il Corradini, insomma, gli scultori sono coloro che avanzano, tant'è che pittori nel documento viene dopo e addirittura architettura viene aggiunto successivamente. Sono appunto sostenuti da intellettuali. Del Negro ipotizza che il ghostwriter di questo testo sia Anton Maria Zanetti, per esempio. Io credo con lui, sono abbastanza convinta che abbia ragione per tutta una serie di motivi. Poi sono coinvolti dei nobili come Lorenzo Tiepolo e dei collezionisti come Zaccaria Sagredo. Per Zaccaria Sagredo Corradini realizza un'altra velata, come vedete questa, probabilmente adesso si trova al Louvre, forse è individuabile come quella appunto realizzata per Zaccaria Sagredo, che vede Montesquieu nel 1728 a casa di Zaccaria per l'appunto, e poi altre due statue. Ci rimane solamente questa che è l'Adone, una scultura che ha riscosso, insomma è stata abbastanza sotto i riflettori qualche anno fa, almeno per quanto riguarda gli specialisti, perché appunto è stata venduta nel mercato internazionale, è arrivata in America, però non si era notato al momento, diciamo così, la sua importante origine, cioè la collezione appunto da Zaccaria Sagredo. A questa scultura se ne accompagnava un'altra che raffigurava una Venere.
Questa immagine, questo giovane abbandonato, sensualissimo, estremamente naturale da un verso e diciamo poetico dall'altro, idealizzato in qualche modo, colpisce, come ho detto, Montesquieu, ma non solo. Altri visitatori della collezione rimangono colpiti, e rimarrà colpito anche Canova, perché se ci fate caso anche questa immagine con il cane che con il muso del cane che sbuca da quel drappo ricorda una scultura di Canova ben precisa, che è l'Endymione. La pittura, abbiamo detto, fa la differenza, quindi il richiamo per Corradini all'antico è solo un qualche cosa che veramente è un pretesto che bisogna superare. La grazia, l'eleganza, la raffinatezza della lavorazione, la leggerezza e soprattutto la sfida la fa con la pittura. E in particolar modo questi gruppi che vediamo, che ora si trovano collocati in musei diversi, ma che facevano parte di un gruppo unico che era stato realizzato per un nobile romano, in realtà un monsignore, che era stato Pietro Gabrieli, poco noto, qui in Veneto molto noto invece per gli studi romani, che fugge al carcere dove doveva passare la sua vita, evade, nel 1708 arriva a Venezia, viene protetto dalle famiglie importanti, si stabilisce qui la sua casa, deve rimanere naturalmente un po' nascosto, ma commissiona opere a pittori come Sebastiano Ricci, appunto il Pellegrini, per il suo palazzo romano, che continuerà a decorare. A Corradini commissiona dei gruppi negli anni *20* che marcano un cambiamento, un salto di qualità molto alto nella storia, insomma, diciamo nello stile di Corradini, e che vengono subito venduti ad Augusto di Sassonia, e questo Augusto II, attraverso Leplat, il barone Leplat, che arriva a Venezia, li vede, li compra per una cifra molto, molto importante e li porta a Dresda. Poi a Dresda nell'Ottocento vengono venduti, prendono strade diverse. Questo è finito al Victoria and Albert Museum, quest'altro invece è rimasto a destra. Ed è tra le poche sculture che sono rimaste in loco. Qui vediamo dei collegamenti molto precisi con dei dipinti. Nel primo caso abbiamo visto il Balestra, in questo caso vediamo invece il Dorigny, con un dipinto che probabilmente si trovava in collezione Zenobio, e nel 1716 viene datato da Marinelli, che l'ha attribuito per l'appunto, che ha degli elementi nella composizione di straordinaria coincidenza con il gruppo, sia nell'effetto sia proprio nel focus, no? Molto particolare delle grazie giunoniche di questa Deianira. E poi altri gruppi come questo, che sono programmatici, la verità che sostiene la scultura, che ora si trova nel castello di Ferrier, a Ferrier-en-Brie, in Francia. Ma Corradini viene chiamato anche per restaurare negli anni '20, quindi l'antico sembra rimanere un po' sullo sfondo, in realtà Corradini ha una preparazione straordinaria per quanto riguarda invece proprio la conoscenza degli stili delle scuole. Lo dimostrano le relazioni che fornisce
appunto ai provveditori nel momento in cui viene chiamato per restaurare le sculture di Palazzo Ducale. Riesce ad analizzare le varie scuole, le varie cronologie, ed è colui che corregge l'errore in cui era in corso addirittura il Vasari, dà all'Arezzo l'Adamo, l'Eve e anche il Guerriero. Quindi una conoscenza, diciamo così, molto precisa. Quando parla di restauro parla di imitare le mani, racconta come bisogna fare per imitare la scultura del 400 piuttosto che quella antica, e la coincidenza vuole che nel momento in cui lui viene chiamato, nel cortile proprio di Palazzo Ducale c'è Antonio Maria Zanetti che sta preparando il suo volume, comincia negli anni 20 a realizzarlo, a progettarlo, e sta disegnando le sculture che sono appunto nel cortile. Anche qui nella relazione estremamente colta, con un linguaggio tecnico diciamo ficcante, ma anche con una capacità narrativa notevole, pare di intravedere la possibilità di un appoggio di Zanetti. Corradini se ne va, le sue diciamo velate rimangono, bisogna gareggiare con Corradini, bisogna dimostrare che si è più bravi, ed ecco che compaiono gli altri protagonisti. Antonio Gai è l'amico proprio di Zanetti, è amico e in qualche modo allievo. Si cimenta nella sua velata, che è dinamica, che vuole essere completamente diversa, anche lui intagliatore prima che scultore. Anche lui passa attraverso una ricerca di modelli delle glorie di Venezia. Il suo San Sebastiano di Vascon di Carbonera è tratto e modellato sul San Sebastiano della chiesa di San Salvador di Alessandro Vittoria, e qui vediamo una testimonianza della sua amicizia con Zanetti, che risale sicuramente agli anni 30. Qui lo vediamo citato, non c'è lo scultore nell'immagine, però viene citato nella scritta. Quello che vediamo, Anton Maria Zanetti, che capita un acquazzone, si trova immerso nelle acque nell'acqua alta delle campagne, siamo a Gambarare, e deve tirar su la sua giacca, mettere sotto il braccio il tricorno per non finire appunto per terra e annegare. Ed è richiamato Antonio Gai. Antonio Maria Zanetti lo ritroviamo come mediatore di quella che è l'opera più importante, almeno più celebre, di Antonio Gai, che sono appunto i cancelli della loggetta del campanile di San Marco. Mediatore, ma anche colui che nel contratto definisce quello che sarà il compenso per lo scultore. Ed è anche colui che probabilmente spinge Gai a realizzare un nuovo genere, che abbiamo visto già con Antonio Tarsia, le sculture sull'antico, le piccole sculture sull'antico. Ma qui l'antico acquisisce un altro tono, è più colto. Queste due sculture si trovano nello stesso luogo dove c'era il gruppo di Corradini che abbiamo visto prima, cioè lo Château des Ferriers, la collezione era Rothschild se non sbaglio. Qui abbiamo un rapporto diretto con la statuaria del Museo Pubblico Veneziano, quindi con la collezione pubblica di statuaria e con i due volumi che avevamo nominato all'inizio. Queste immagini che vedete sono appunto le sculture dello statuario. La Musa, che si rifà all'Agrippina da una parte e a Ligia, e questa inedita Flora che si rifà appunto a una sacerdotessa. Il panneggio sottilissimo richiama ancora il Corradini, il richiamo dell'antico però si fa molto più colto, più formale, più raffinato.
L'antico viene elaborato, in questo caso stiamo vedendo due sculture che sono molto simili, l'una raffigura l'allegoria della scultura, quella a sinistra, mentre quella a destra è l'allegoria della pittura. Sono due sculture realizzate per due committenti importantissimi, l'uno è il conte Carl Gustav Tessin e dall'altra parte invece Pietro Grimani. Queste sculture piacevano moltissimo, soprattutto agli inglesi, agli anglosassoni, e infatti Zanetti e il console Smith cercavano di contendersi questi clienti, diciamo così, vince per quanto riguarda il Gai, però lo Zanetti. Smith richiede allo scultore una serie di però statuine sull'antico che manderà a Londra, tra cui forse, molto probabilmente, questo Meleagro, datato e firmato 1736, che ora si conserva al Metropolitan Museum di New York. Un ragionamento, come vedete, un'elaborazione sull'Antino Capitolino. Chi invece, cioè Smith, diciamo, tenta anche di convincere un altro scultore a realizzare delle sculture sull'antico per i suoi committenti, e quest'altro scultore è il Marchiori. Il Marchiori, Giovanni Marchiori, è il competitore di Antonio Gai a partire dagli anni 40. Il legame più importante però di Giovanni Marchiori non sarà tanto con Zanetti, ma con Algarotti. Algarotti e il fratello gli procureranno alla fine degli anni 40 una commissione a Berlino, si cureranno della crescita professionale dello scultore. Attraverso questo scultore volevano riportare l'attenzione sull'arte veneziana e vira l'antico di Marchiori verso quelle che sono le preferenze appunto di Algarotti, cioè verso la scultura greca. Quella che vediamo è il bozzetto in terracotta che ci rimane della Pomona, che è stata realizzata per lo Smith, e sappiamo che è stata realizzata dallo Smith perché possediamo dei disegni che non sono autografi di Marchiori, ma che ritraggono varie sue opere, fortunatamente con l'indicazione della collocazione e anche la data, e dall'altra parte invece vediamo la musa, sempre in un disegno, la musa greca che ornava il palazzo degli Algarotti qui a Venezia. Il richiamo Marchiori è soprattutto anche lui intagliatore. Le sue opere più famose in legno sono appunto i rilievi con gli episodi della vita di San Rocco della Scuola Grande di San Rocco, il suo esordio con la scultura di marmo è questo, le due figure che si trovano in controfacciata di San Rocco, che sono il Davide e la Santa Cecilia. La Santa Cecilia ugualmente dalla critica è stata indicata come un'opera che sicuramente ha attratto l'attenzione di Antonio Canova. Sono opere queste, come potete vedere, estremamente composte, nitide, eppure originali, spiritose, così come veniva anche definito dallo stesso Algarotti, con uno spirito che ritroviamo con questo turbante veramente straordinario del Davide. Per gli Algarotti il Marchiori realizza delle statue da giardino che rimangono ancora nella loro villa. Purtroppo l'Apollo, come vedete, è in uno stato lacunoso, precario, e però è richiamato in quella che era la sua composizione originale dal disegno. Questo quindi gusto classicista più rigoroso che troviamo in Marchiori
e che si deve a Francesco Algarotti, che è quell'intellettuale cosmopolita, amico carissimo di Zanetti che tutti conosciamo, inizia proprio nell'anno in cui viene stampato il primo volume delle antiche statue, negli anni del 1740. Quest'altra opera che state vedendo apparteneva ugualmente alla collezione Algarotti, al giardino degli Algarotti, e ora è in ubicazione nota, nelle condizioni che vedete. È una foto che sono riuscita a trovare, non chiedetemi come, l'ho avuta. E poi questo richiamo quindi all'antico diventa particolarissimo nel capolavoro sempre realizzato per Francesco Algarotti, che è il busto della Saffo. Ora si trova in America, a Providence, e che viene realizzato da Marchiori nella parte appunto della scultura. Il basamento che vedete dall'amico di Marchiori, altro artista che viene apprezzato da Algarotti, che è il Crosato. Il richiamo alla statuaria greca si fa preciso, vedete lì le chiome inanellate, e il richiamo anche a quella che era questa figura di Musa. Rimangono i soggetti, rimangono di difficile definizione. La coincidenza tra il passaggio, diciamo così, tra il rapporto che esisteva tra Algarotti e Tiepolo, che è stato analizzato, rilevato dalla critica, esisteva anche tra Algarotti e Marchiori, probabilmente. Nel momento, in quegli anni 40 in cui si parlavano e discutevano Algarotti e Tiepolo, e il giovane pittore riceveva delle indicazioni dall'intellettuale veneziano, anche Marchiori probabilmente faceva parte di questi ragionamenti. Questi che vediamo, queste teste che vediamo, sono dei disegni appunto di Francesco Algarotti, ed è suggestivo vedere come queste teste trovano un riferimento nell'opera, nella straordinaria opera del Marchiori. Ecco qui altre opere che si rifanno sempre alla statuaria antica, sono opere che invece adornavano il giardino dei Chiarapisani a Este. Siamo sempre negli anni 40, perdute, vendute alla fine dell'Ottocento, emigrate in Francia. Le ho ritrovate nel castello di Vaux-le-Vicomte. Anche qui vedete la testa del sacerdote con l'acconciatura che ripropone il modello delle ciocche inanellate di Saffo e della Pomona. Ha questo suggestivo parallelo negli studi grafici che raffigurano mascheroni, profili maschili, mulibri, che risalgono al 1744 e che visualizzano quelle che erano le idee e le teorie che Algarotti andava elaborando e discutendo anche con Giambattista Tiepolo. Questi disegni sono stati riconosciuti come i frammenti di un dialogo culturale che veniva intrattenuto con il pittore, io penso anche con lo scultore, perché Algarotti amava interferire con la dimensione creativa dei suoi artisti. E viene in mente allora un brano del saggio sopra la pittura di Algarotti del 1774 che riecheggia quelli che erano i contenuti intercorsi in queste conversazioni, che riguardano l'importanza di studiare le sculture greche, che per l'intellettuale erano ancora un esempio non solo di giusta simmetria, ma di grandiosità nelle parti, di decoro, di contrasto nelle abitudini, di nobiltà di carattere.
Il 2 gennaio del 1778, questa è una delle ultime opere realizzate da Marchiori, una testa ideale, che è posseduta, priva però dell'originale basamento ligneo che vediamo nella foto d'epoca, dal Museo Civico di Treviso. Il 2 gennaio del 1778 Giovanni Marchiori moriva e ne viene data la notizia nell'antologia romana, che ebbe a definirlo uno dei migliori artefici del presente secolo per il disegno, i paneggiamenti e la delicatezza del scalpello. L'anno dopo, il giovane Canova licenziava il gruppo di Daedalo e Icaro, ammirato dal pubblico veneziano durante la festa dell'Ascensione, e si apprestava a lasciare la laguna alla volta di Roma, portando con sé un bagaglio di insegnamenti, ricordi e suggestioni da cui non smise mai di attingere. Grazie. Grazie Monica, perché questa è stata una vera lezione, molto dotta, dalla quale penso che ciascuno di noi abbia tratto interesse e stimolo, perché sono stati citati moltissimi artisti. Abbiamo visto anche delle opere straordinarie che tra l'altro fanno capire la differenza con quelle che verranno appunto con Canova, no? Sono cose molto differenti. Rimane la maestria che c'era comunque in questi artisti e nella quantità di opere di artisti che si sono dedicati alla scultura e di come questa scultura veneziana fosse così diffusa all'estero, perché richiesta dalle migliori corti lontanissime. Queste cose qua partivano da Venezia, arrivavano a San Pietroburgo, arrivavano a Dresda, arrivavano con una facilità che oggi ci sembra quasi impossibile. Quindi difficile anche il compito di Monica di riassumere in un affresco tutte queste emergenze, no? Perché poi sono tantissimi questi artisti, e poi c'è tutto il problema delle botteghe, perché poi questi lavoravano anche insieme a tanti altri collaboratori. Quindi veramente questa lezione, perché è stata una vera lezione, è prodroma a quello che poi è il proseguimento del corso, che prosegue invece la prossima volta col professor Stringa, immergendosi nella realtà veneziana con opere e luoghi dove Canova invece dove Canova è vissuto e ha operato qui a Venezia. La lezione che avete sentito oggi, come tutte quante le altre 4, è reperibile su YouTube e in internet perché è stata registrata. E quindi vi pregherei anche prima di uscire di ritirare il volantino dove avete il programma completo con gli interventi dei prossimi oratori. Io vi saluto e ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie.